arrivati vestiti da Sioux, armati di salvia e rosmarino, trascinando carrelli carichi di sapori, in sella come cowboy, perché la finalissima di Griglie Roventi, il primo campionato del mondo di barbecue, è stata fondamentalmente una festa. Sulla spiaggia di Caorle si sono sfidati in 260, divisi a coppie provenienti da 14 nazioni, dall'Etiopia alla Giordania, dall'Australia alla Polonia. E allora, dopo le presentazioni, via i preparativi, nella serata promossa da Regione, Comune e Consorzio di Promozione Turistica. Sul fuoco rigorosamente carne veneta, selezionata e fornita da Coldiretti. Novità di questa sesta edizione, il misto con pollo, manzo e maiale o coniglio. È un'occasione dove possiamo far gustare a chiunque la qualità delle nostre carni in località turistiche come appunto Caorle e altre località nelle edizioni precedenti. Si cucina, si balla, si tifa. In giuria politici, chef e produttori, 4 i criteri di valutazione: cottura, gusto, presentazione del piatto ed estrosità dei concorrenti. Sul podio alla fine 3 coppie, terzi 2 slovacchi, secondi 2 veronesi, primi 2 udinesi, i fratelli Pittis di Mortegliano, premiati per la loro salsiccia sgrassata con marmellata di arancia e cipolla, la tagliata di pollo con pestato di aglio di Resia e le costicine di maiale con la polenta blave di Mortean. Felici e grati. Ai nostri vicini del Veneto, che ho tanti amici anche a Venezia e giù di là, e sono veramente delle grandi persone. Grazie per questo connubio carne veneta, tradizioni friulane.